5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. La giunta di Regione Liguria si rinnova, Simona Ferro assume la vicepresidenza, entrano in squadra gli assessori Claudia Moric e Alessio Piana. All'assessore Giacomo Raul Giampiedrone passa la delega per la fase B della diga foranea, mentre Angelo Vaccarezza diventa consigliere delegato. È stata varata la passerella ciclopedonale di attraversamento del torrente Isolone nel comune di Fos di Novo, nell'ambito dei lavori della ciclovia tirrenica tra Ventimiglia e Sarzana. Il tratto nel Levante Ligure, per un investimento di quasi 13 milioni di euro, sarà completato entro marzo 2026. Regione Liguria segnala un tentativo di truffa che sta circolando tramite SMS sul territorio ligure. I messaggi sembrano provenire dal centro unico di prenotazione, ma si tratta di una truffa, poiché il numero non appartiene ai servizi sanitari regionali. Presentata a Sanremo la vettura logata Liguria che parteciperà al Rally di Monte Carlo, in programma dal 22 al 25 gennaio 2026. L'auto sarà guidata da Gianni De Matteis e dalla copilota Giulia Bico, entrambi liguri, e avrà il logo Liguria The Italian Riviera. Si è svolta a Savona la premiazione del 6° concorso Mieli di Liguria 2025, un appuntamento storico che valorizza il miglior miele della regione e il lavoro di tanti apicoltori. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.